Avete presente quando ci si prende del tempo per se stessi facendo qualcosa che fa star bene? La serata di oggi è libera da ogni impegno con il Catania che ha affrontato l'Atalanta Under 23 in uno stadio Massimino completamente sold out. Di seguito le sensazioni nel pre e post partita da parte dei tifosi rossaazzurri, magari registrando delle significative differenze di umori. Ma io ci credo fino a quando il Catania, diciamo, nelle ultime partite col Benevento ha fatto questo risultato che non è andato ai play-out. Che poi se tu guardi bene le partite di Coppa Italia o le partite singole, il Catania giustamente vedi le partite gioca abbastanza bene. Il risultato te lo fa quasi sempre. Io da tanti anni non venivo a Catania a vedere qualche partita. Quest'anno purtroppo ne ho visti 3 e sono state 3 sconfitte. Per fortuna il Catania ha vinto la Coppa Italia, siamo andati avanti, siamo qua, sperando di vincere stasera o pareggiare per poter proseguire il nostro cammino per la Serie B. I tifosi non c'è nulla da dire, l'hanno anche seguita anche in eccellenza come il sottoscritto. Mi aspetto una risposta in termini di gioco, di prestazione fisica. Il passaggio del turno dovrebbe essere pressoché scontato. Vedremo, nel senso che comunque una reazione d'orgoglio per una stagione che comunque sicuramente è stata insoddisfacente di fronte, penso, a 25.000 spettatori. Tutta la città ci crede, ci possiamo credere, sulla carta siamo la formazione più forte della Serie C, anche se il campionato è stato un po' così, hanno passeggiato, però abbiamo visto che negli scontri diretti il Catania ci sa fare, vedi Coppa Italia, la dimostrazione è stata pure con l'Atalanta all'andata, loro squadra molto forte, però manca l'esperienza è quella che c'è il Catania. Ma speriamo di vedere una bella partita, che non puntiamo al risultato utile solo per passare e vedere comunque un po' di spettacolo, perché ce lo meritiamo. Alla fine il Catania passa il turno nonostante lo 0-1, una sconfitta indolore che però lascia spazio a tante riflessioni considerando la scarsa mole di gioco messa in atto dalla squadra di mister Zeoli. Un poco di sofferenza, passa il turno, siamo contenti di questo. Io sono deluso perché non ha espresso gioco il Catania, a mio avviso. C'è gente che pensa il contrario, però penso che siamo tutti, ti ripeto, siamo stati un po' sfortunati sul palo alla fine, però non è quella la partita che si aspettava. Diciamo che siamo stati fortunati, nel senso che meritavamo tanto, ma loro ci hanno attaccato dal primo minuto e quindi alla fin fine il risultato credo che sia giusto, perché in fondo abbiamo preso 2 pali e abbiamo anche meritato fondamentalmente, però non si può soffrire così. Eravamo troppo più avvantaggiati, secondo me siamo partiti male, proprio sin dall'inizio. Ha sbagliato formazione, però voglio dire, è una mia opinione. Si sapeva che era una partita difficile, alla fine quello che contava era il passaggio del turno, il Catania ci è riuscito, adesso insomma ne rimangono 8, quindi può succedere di tutto. Non lo prenderemo con sufficienza perché le teste di serie saranno Padova, Torres, Carrarese e Davellino, quindi una delle 4. Io dalle 4 forse, poco fa diceva mio fratello, preferirei la Carrarese che ha giocato. Le altre si sono bene riposate un mese quasi, anche se mancheranno di ritmo partita, però sono riposate. La Carrarese invece ha giocato. Poi, che deve andare male, la Torres.